49enne padovano vittima di colpi di arma da fuoco nella sua abitazione nelle Filippine, l'agguato nel pomeriggio di ieri. Giallo sul movente dell'omicidio, l'uomo si era trasferito nel 2014 per un'attività di investimenti immobiliari. A Verona il via in una blindata alla contestatissima 3 giorni del Congresso Mondiale delle Famiglie. Sul palco anche il governatore Zaia che dice: sono qui per ribadire che gli estremismi da tutte le parti non portano da nessuna parte. Il DC a Motta di Livenza, altre 2 alunne della scuola contagiate, test anche per gli ex alunni della scuola che ora frequentano la prima media. Stasera a 20:10 faremo il punto della situazione con l'ULS 2. Oggi a Trissino, nella chiesa di San Pietro, l'ultimo saluto a Giovanni Stefani, padre del ministro Erika, morto tragicamente la scorsa settimana durante un rally in Algeria. Dopo il via libera alla nuova legge, i cittadini si interrogano sulla riforma della legittima difesa tra favorevoli e chi teme il rischio Far West. Il 25 aprile il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Vittorio Veneto per la festa della liberazione, l'emozione del sindaco. Le buche sulle strade, il destino dello stadio, la carenza dei medici sono solo alcuni dei capi d'accusa discussi nel classico processo a Aveccia di Ponte Dante a Treviso, nato in scena ieri sera. Domani sera l'intera manifestazione sarà riproposta integralmente su Antena 3. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, la cronaca subito, poche le notizie diciamo certe, ma sul movente di un terribile omicidio, ma purtroppo la vittima. Una vittima veneta, una vittima padovana. Andrea Guarniero, 49 anni, imprenditore immobiliare, è stato ucciso a colpi di pistola nel pomeriggio di ieri nella città di Darwin, nelle Filippine, dove si era trasferito dal 2016. Queste le notizie appunto che sono arrivate nella serata di ieri. 2 uomini avrebbero fatto irruzione nella casa dell'uomo, l'avrebbero freddato con dei colpi d'arma da fuoco, presumibilmente delle pistole. Non è però ancora chiaro sarebbe il movente dell'omicidio, se una rapina finita male oppure un vero e proprio agguato. In questo momento ovviamente le autorità filippine stanno indagando sulla vicenda. Appassionato di rugby, da giovane aveva militato anche nel Petrarca, si era laureato in scienze politiche al Bove, aveva una moglie e un figlio di 8 anni. Queste sono le notizie frammentarie della terribile notizia arrivata poche ore fa a Padova, e ovviamente ve ne renderemo conto, insomma vedremo un aggiornamento completo questa sera nel corso dei nostri telegiornali per capire anche il movente eventualmente dell'agguato nelle Filippine. Adesso invece andiamo a Verona, dove c'è il nostro Filippo Fois insieme a Francesco Ratai. Lo vedo sulle scalinate del Palazzo della Gran Guardia, dove è iniziato, diciamo, ha avuto il via il Congresso Mondiale delle Famiglie, contestatissimo. Abbiamo seguito in questi giorni le tante polemiche. In questo momento stanno continuando a parlare i contestati relatori. Tra i primi a parlare, insomma, a dare diciamo, il benvenuto non solo il sindaco di Verona ma anche il governatore Luca Zaia. Allora intanto Filippo Fois, com'è la situazione? Sappiamo una Verona abbastanza blindata per le contestazioni in arrivo o già in corso? I nostri telespettatori, come hai detto tu, ci troviamo di fronte al Palazzo della Gran Guardia a Verona, dove è cominciato l'8º Congresso Mondiale della Famiglia. La città effettivamente è blindata, ci sono tantissime forze dell'ordine nell'area nella quale ci troviamo, però al momento non c'è stata alcuna contestazione. Il congresso è iniziato regolarmente, così come regolarmente si sono succeduti gli interventi dei vari relatori che erano stati annunciati secondo programma. Le manifestazioni e le contestazioni per cui c'è una mobilitazione da parte delle forze dell'ordine si svolgeranno nei prossimi giorni. Naturalmente domani è previsto l'arrivo del ministro degli interni Matteo Salvini. Oggi, come hai già anticipato tu, è stata la volta per primo del sindaco di Verona Federico Sboarina. Inevitabilmente molti di coloro che si sono succeduti sul palco oggi hanno fatto riferimento alle polemiche che hanno accompagnato la vigilia di questo congresso. Sboarina ha voluto chiarire il fatto che Verona è una città aperta a qualsiasi manifestazione d'opinione di chi si trova dentro questo palazzo, così come di chi manifesterà nei prossimi giorni al di fuori del Palazzo della Gran Guardia. Lo stesso è stato detto, ampliandolo naturalmente a tutta la regione, da parte di Luca Zaia, che ha comunque ricordato anche come bisogna non cadere negli opposti estremismi, l'ha ricordato anche alla stessa platea, niente bigottismi in Veneto, ha detto il Presidente
della regione Luca Zaia. Oggi era previsto anche tra l'altro l'intervento del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che è stato spostato, ci hanno detto, a domani. Ma sentiamo intanto un passaggio dell'intervento di Zaia. Sono diffuse un sacco di fake news, avete fatto bene a chiarire molti aspetti e molte fake news. Avete anche la necessità oggi di approfittare di una grande opportunità. Utilizzate questo palcoscenico anche per parlare dei temi che magari sono più ostici, no? Il tema dell'omofobia, io mi auguro, e lo dico da eterosessuale convinto, mi auguro che qui si possa anche chiarire una volta per tutte che l'omofobia è una patologia, non è la volontà di portare avanti un'idea che qualcuno considera sana. E ancora i temi della natalità, i temi del rapporto di coppia e quant'altro. Però io non ho altro da aggiungere, cioè vi voglio solo augurare un buon lavoro, che sia proficuo questo lavoro, che sia proficuo. E mi si perdoni, ho ascoltato con attenzione l'intervento, tutti i vostri interventi, anche l'intervento di Monsignor Zenti. Io direi, Eccellenza, e condivido le sue parole, direi che è fondamentale però che si capisca che gli estremismi non ci portano da nessuna parte. Se da un lato, per difendere il sacrosanto diritto di una persona di fare le scelte sessuali e sentimentali che più gli aggradano, non sia necessario finanziare un gay pride, dall'altro è fondamentale dire che per parlare della famiglia non bisogna essere in odore di santità, cioè che tutti possono parlare di famiglia, possono affrontare i temi della famiglia senza avere la necessità di sentirsi delle persone elette. Lo dico perché il bigottismo poi rischia di trascinarci in quello che poi diventa estremismo. Grazie, buon lavoro a tutti. Qui si parla di famiglia, hanno detto i relatori, della famiglia naturale, che è il cardine della nostra società e che viene tutelata anche dalla nostra Costituzione. Una famiglia in crisi, soprattutto per quello che riguarda la natalità in Italia, in Europa come generalmente nel mondo occidentale, per cui verranno discusse delle politiche per rilanciare la famiglia e soprattutto una crescita zero che preoccupa molti paesi. Per ora da Verona è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois, continueremo a seguire anche domani ovviamente il Congresso Mondiale delle Famiglie, domani ci saranno gli interventi dei ministri e questa sera ovviamente la cronaca completa della prima giornata anche con questa Verona blindata. Nel frattempo stanno continuando in questo momento i relatori a parlare, in questo momento sta parlando, ha parlato poco fa il leader della Family Day Massimo Gandolfini, sta parlando di aborto in questo momento, con affermazioni molto forti, dal 78 a oggi uccisi 6 milioni di bimbi con aborto. Ha parlato anche il senatore Pillon, molto contestato, proprio stamattina Salvini a Milano, Salvini sarà presente domani, ha detto non si deve discutere di aborto e di divorzio, ma di fatto di aborto si sta parlando proprio in questo momento con Gandolfini. Insomma, avete sentito anche il governatore Zaia ha cercato in qualche modo di smarcarsi da alcune affermazioni, insomma era un po' stato anticipato questa presa di posizione da parte della Regione dopo le polemiche sul patrocinio dato al Congresso Mondiale delle Famiglie. Un tema di dibattito che è continuato per giorni. Ieri sera a 20:10 su questo tema lo scontro tra gli ospiti di Ferdinando Marino, che erano Laura Puppato del Partito Democratico e in collegamento da Roma l'onorevole della Lega Dimitri Quinn. Sentite questo passaggio. Confondere, paragonare l'estremismo islamico con la sensibilità che può essere della nostra cultura, della nostra società, di mettere al centro sì l'individuo ma nella sua organizzazione più naturale e elementare che è la famiglia, paragonarlo all'estremismo islamico mi sembra davvero una follia. Da una parte l'idea liberale della famiglia che è composta da individui liberi all'interno della famiglia, l'altra teoria che è la sua ed è iperconservatrice per non dire
tutto il resto, omofobica, eccetera, eccetera, d'accordo? La quale invece lega il tema femminile, lega il tema no, mi scusi, lei finisco. Mi alzo e me ne vado. Se lei lega il tema femminile, mi alzo e me ne vado. Ma insomma, se mi offendo, mi alzo e me ne vado. Ma se lei è abituato così, faccia, dove vuole che le dica. Punto. Beh, lei non sarà omofobo individualmente, ma le sto dicendo che le logiche lei è abituata non a sono evidentemente. No, lei io le sto dicendo, io non sono omofobo. Prendo atto, benissimo, sappia che quando si recherà a questo convegno qualcosa di negativo in tal senso lo sentirà. Bene, secondo, le sto dicendo che il centro del nucleo europeo è sicuramente la famiglia, ma lei di fatto, se partecipa a un congresso siffatto con quei relatori, con quella storia politica alle spalle, 1995, 24 anni di storia, dice che la famiglia che ci dice, quella, dice no? che la famiglia è esclusivamente quella composta da madre, padre e bambino. Ora, il tema è questo. La famiglia è madre, padre e figlio. In natura la famiglia è uomo, donna che si uniscono e generano dei figli. Le polemiche continuano di ora in ora, anche oggi che è il primo giorno. Il Ministro della Salute Giulia Grillo, Movimento 5 Stelle, ha parlato di congresso delle famiglie in Corso Verona, ha detto noi non arretriamo, per quanto ci riguarda è una manifestazione di estrema destra, ha detto il Ministro della Salute. Si paragona, dice, omosessualità a satanismo, è al limite del ridicolo. E questo a sottolineare un po' anche lo scontro che c'è sul governo su questo tema. A proposito di sanità invece, tutt'altro discorso è il tema del caso tubercolosi a Motta di Livenza, con altre 2 alunne contagiate, 8 i casi. Altri 2 casi di tubercolosi nella scuola elementare di Motta di Livenza, al centro del focolaio epidemico di TBC che finora ha visto contagiate 2 maestre e 6 alunni. Altre 2 bambine, tra gli ultimi 11 allievi risultati positivi al test di Mantù, sono risultate affette da TBC. Ora il test verrà eseguito sui familiari delle 2 bimbe. Tutti i casi fino ad ora diagnosticati nella scuola sono riconducibili alla prima maestra che ha manifestato la malattia e che finora risulta essere l'unica ad avere i sintomi della TBC. Tutti gli altri pazienti sono asintomatici. A seguito della ricostruzione temporale del quadro clinico è stato deciso oggi di sottoporre al test in via precauzionale anche i ragazzi che nell'anno scolastico 2017-2018 hanno frequentato le classi quinte della primaria di Motta, attualmente quindi in prima media, al fine di garantire una presa in carico complessiva a tutte le persone, alunni, famiglie e personale scolastico. L'ULSE 2, d'intesa con il sindaco ed il dirigente, hanno deciso di inserire nella task force che sta affrontando il caso anche gli psicologi. Si sta lavorando ad una serie di incontri rivolti sia al personale che alle famiglie, ma intanto in paese si sta diffondendo la psicosi tra timori ed infondate cacce all'untore. Capiamo perfettamente le preoccupazioni che aleggiano tra il personale della scuola e i genitori, sottolinea il direttore generale dell'ULSE 2 Francesco Benazzi. A tutti loro garantisco che noi stiamo facendo per gestire al meglio questa delicata vicenda un grandissimo sforzo. A chi solleva dubbi circa il fatto che possano venire nascosti elementi importanti, rispondo che il nostro operato è sempre stato improntato alla massima trasparenza e alla condivisione assoluta con tutte le autorità interessate e con le persone coinvolte. Su questo, continua il direttore generale, chiedo a tutti uno sforzo di ragionevolezza. Dar corso a paure e inutili dietrologie è del tutto inopportuno in una fase di lavoro pesante e delicata, il cui obiettivo è garantire prima possibile la chiusura del cerchio con l'individuazione di tutti i possibili casi di contagio e l'avvio della terapia per le persone colpite dalla TBC. Intanto continua l'attività del call center attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, il numero è lo 0422 32 38 88. Adesso a Vicenza, la provincia di Vicenza che si prepara, meglio Trissino si prepara all'addio al papà di Erika Stefani, del ministro Erika Stefani, Giovanni Stefani. Oggi pomeriggio i funerali, ora vediamo come ci si sta preparando in paese con Chiara Gaiani. Chiara. Buongiorno da Trissino. È il giorno del dolore per la comunità che si prepara a dare l'addio a Giovanni Stefani, padre del ministro per gli affari regionali e le autonomie, Erika Stefani.
71 anni, un uomo amato da tutti e un paese conosciuto come Gianni, ha perso tragicamente la vita travolto dal suo quad durante il Tuareg Rally 2019 in Algeria, proprio il 19 marzo, nel giorno della festa del papà. Mercoledì il rientro della salma in Italia, che in questo momento si trova presso la casa funeraria di Erzignano, dove è stata aperta la camera ardente. L'ultimo saluto Giovanni Stefani avverrà nella chiesa di San Pietro a Trissino alle 15, accanto al ministro Stefani, legatissimo al padre, alla madre, al fratello, alla famiglia, agli amici più cari, ma anche probabilmente molti esponenti del governo e della Lega, partito in cui militava anche Giovanni Stefani, oltre che molti sindaci che arriveranno a portare a Erika Stefani la loro vicinanza e la loro solidarietà. Da Trissino per ora è tutto, se non ci sono altre domande la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. Adesso la legittima difesa, la riforma della legittima difesa, da ieri una realtà e la reazione dei cittadini. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. 201 voti favorevoli, 38 contrari e 6 astenuti. Con il voto definitivo del Senato la riforma della legittima difesa è legge dello Stato. La difesa diventa sempre legittima anche se non viene escluso il processo per accertarla. Nei casi in cui scattasse la denuncia di eccesso colposo di legittima difesa, lo Stato garantirà l'assistenza legale gratuita per chi ha sparato e non ci sarà più la possibilità di risarcimento come è accaduto per Franco Birolo, il tabaccaio di Civè di Corezzola, che dopo essere stato assolto per aver sparato e ucciso al ladro entrato nel suo negozio, ora dovrà affrontare un processo civile intentato dai familiari del ladro morto per ottenere un risarcimento. Benissimo, sono contenta. Che abbia degli aspetti positivi e che bisogna trovare un buon equilibrio però tra la libertà individuale e la società intera, ecco, questo direi. Vengono inasprite invece le pene per furto e violazione di domicilio. Ecco cosa ne pensano i padovani. Che è giusto farla, almeno ci difendiamo, nei limiti ci difendiamo. Benissimo, fa bene, chi uno deve difendersi. Legittima difesa, sì, sono favorevole. Giusto tutelare chi si difende. Esatto, sì, penso che sia giusto. Altri padovani invece sono scettici perché con questa legge l'uso delle armi diventa più libero. Non va bene, non va bene. Quella che si vota oggi non le piace? No, non le piace assolutamente. Non è democrazia, c'è niente da fare. È inciviltà. Non sono d'accordo, assolutamente no. La Lega soddisfatta difende la legge, non sarà il Far West, la riforma infatti non consente di inseguire il ladro e sparargli o colpirlo quando è immobilizzato. Il senatore padovano Andrea Ostellari, vicepresidente della Commissione Giustizia, parla di Italia paese più giusto da oggi e dedica questa legge a Franco Birolo, Graziano Stacchio e Robertino Zancan. Pochi istanti di pubblicità, ripartiremo da Venezia. Rieccoci in studio in diretta con la prima edizione del nostro telegiornale. Dunque ripartiamo, come dicevamo, da Venezia e torniamo a parlare del Mose, un'odissea che continua, inarrestabile, ce lo conferma al telefono la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, la conclusione dei lavori del Mose slitta ancora. Ieri si è svolto il sopralluogo della Commissione Ambiente e Territorio e Lavori Pubblici proprio nei cantieri dell'opera con il parlamentare veneziano Nicola Pellicani in qualità di membro dell'organo della Camera. Ricordiamo che l'opera è giunta al 95% con i soldi per finire i lavori, oltre 900 milioni che ci sono, ma gli interventi stanno procedendo a rilento. L'ha detto chiaramente il provveditore alle opere pubbliche, scrive Pellicani, sarà impossibile produrre progetti e appalti per 920 milioni in 2 anni e mezzo, così anche la data del 31 dicembre 2021 non sarà rispettata. Nel 2018 sono stati effettuati lavori per 90 milioni, di questo passo serviranno altri 10 anni, continua Pellicani, ovvero non finiranno mai e il Mose diventerà la più grande opera incompiuta d'Europa. Il consorzio commissariato pare avviato su se stesso, ha una produzione bassissima, un blocco che tutti hanno ribadito anche nel corso delle audizioni e nessuno riesce a darsi una risposta.
Ricordiamo che accanto a Pellicani durante questo sopralluogo c'erano anche il presidente Benvenuto, Giorgio Andreuzza della Lega, Roberto Traversi e Pier Giorgio Cortelazzo. La delegazione in mattinata ha effettuato un sopralluogo proprio presso i cantieri del Mose per poi nel pomeriggio recarsi in prefettura, incontrare appunto il prefetto Zappalorto e poi anche il presidente dell'autorità portuale Pino Musolino. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, c'è un aggiornamento sul caso dell'omicidio del 49enne padovano nelle Filippine, lo leggiamo direttamente dall'agenzia ANSA. Mio fratello è stato freddato con 2 colpi di pistola da 2 killer, è stata una esecuzione, non una rapina. Forse l'acquisto recente di un terreno aveva dato fastidio a qualcuno. Ad agire non è stata la criminalità comune. A parlare Daniele Guarniero, che è il fratello di Andrea Guarniero, il 49enne morto nella sua abitazione nelle Filippine, dove abitava con la moglie e il figlio di 9 anni. La notizia della morte è arrivata alla madre di Guarniero, residente a Padova, ieri pomeriggio, quando nelle Filippine erano circa le 21. L'ambasciata italiana a Manila è stata immediatamente avvisata, come pure la Farnesina. Dunque, secondo le parole del fratello di Andrea Guarniero, ci sarebbe già una pista, non quella appunto di una rapina, poteva essere una delle ipotesi dell'omicidio, ma una vera e propria esecuzione, un agguato da parte di 2 killer. E la cronaca adesso ci riporta nella Marca la notte brava, i rimproveri su Facebook e alla fine le scuse. Protagonista un gruppetto di adolescenti a Casale sul Sile. Parolacce, pantaloni abbassati, lancio di petardi, schiamazzi e poi vetrine prese a calci e pugni. Protagonisti della serata decisamente sopra le righe, 5 adolescenti di Casale sul Sile che, immortalati dalle telecamere del negozio che ha visto le sue vetrine prese di mira dal gruppetto, sono stati rimbrottati su Facebook dalla proprietaria. Un post corredato dalla foto ripresa dalle immagini della telecamera che invitava i genitori a riconoscere i propri figli e a fare in modo che episodi di maleducazione di questo tipo non avessero più a ripetersi. E così, dopo una decina di giorni, la notte brava è del 16 marzo, la sorpresa: la negoziante ha trovato appoggiata alla porta d'ingresso una lettera di scuse. Volevamo precisare, si legge nella missiva dei 5 giovanissimi, che non volevamo fare del male o del vandalismo, ma lo abbiamo fatto solo per ridere. Ci rendiamo conto di aver esagerato. Spero che accettiate le nostre più sentite scuse e vi assicuriamo che non capiterà mai più. Più che soddisfatta, la signora si è quasi commossa. Scuse accettate e gioia, dice, perché ciò significa che la comunità ha ancora un senso. Il 25 aprile sarà una giornata davvero speciale per Vittorio Veneto. Non è solo il giorno della liberazione, ma anche il giorno dell'arrivo del Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica ha accolto l'invito a visitare la città e sarà a Vittorio Veneto il prossimo 25 aprile. Una notizia attesa da tempo. Si pensava che il Capo dello Stato arrivasse in occasione del centenario della Grande Guerra, ma Sergio Mattarella ha scelto di celebrare nella città della Vittoria proprio il 25 aprile, anniversario della liberazione. Colto di sorpresa la scelta, peraltro condivisibilissima da questo punto di vista del Presidente, di ricordare nella nostra città che è Medaglia d'Oro il 25 aprile. Ora c'è un mese di tempo per l'organizzazione della visita. I preparativi inizieranno subito, assicura l'amministrazione comunale. Il cerimoniale passerà al Quirinale, ma certo Vittorio Veneto non si spaventa. Tra Centenario ed Alpini la città ha accumulato l'esperienza necessaria per ospitare grandi eventi di questo tipo. Era dal 2008, anno del 90° anniversario della fine della Grande Guerra, che un presidente non veniva a Vittorio Veneto. Allora fu Giorgio Napolitano a presenziare, accolto da tutti i sindaci della Marca. Tra un mese sarà Sergio Mattarella, che ha deciso di non deludere le aspettative dei vittoriesi. Ossia quanto di meglio una comunità possa sperare e auspicare, perché rappresenta l'unità nazionale e Vittorio Veneto, con la sua storia, a Vittorio Veneto si è fatta anche la storia con la fine della Prima Guerra Mondiale, con la conclusione in qualche modo di tutto, secondo una recente lettura storica, il compimento del risorgimento italiano proprio con Vittorio Veneto. Le buche sulle strade, il destino dello stadio, la carenza dei medici sono soltanto alcuni dei capi d'accusa discussi nel classico processo a Veccia di Ponte Dante a Treviso, nato in scena ieri sera. La sentenza finale ovviamente sono le fiamme.
consueto che anche qua fra quota 100 e anzianità resteremo senza dottori, perché chi è brutta vecchiassa attiene a facoltà di medicina a numero chiuso e chi pochi che se laurea con bei voti va all'estero perché si ben pagai e riveri meglio di qua. Non sta a brontolare per niente, non sta a brontolare, si informa. È il direttore del Canfonceo, in combutta come Marietta, e ha istituito un reparto speciale di pronto soccorso gestito direttamente da suoi infermieri. Femo un esempio. Se hai un conto che vi ha mal dei denti di domenica, può darsi, invece di fare la coda di ore e ore al pronto soccorso, troverà subito una infermiera specializzata di ginecologia che farà un clister calmante direttamente in bocca. A tutti voi altri che se qua stasera ha tutta la mia simpatia, viva Veccia e viva Treviso! Viva Treviso! Ecco, la Veccia viene issata così tutti possiamo ben vederla e vedere le fiamme che si alzano e si stagliano alte. Uno spettacolo dal vivo che ogni anno... E allora, per rivedere integralmente questa magica serata della tradizione, domani sera su Antenna 3 dalle 21:15 tutta la manifestazione, tutto il processo di Avecia integralmente per seguire appunto questa serata davvero speciale. Questa sera invece, intanto vediamo la programmazione di adesso, ore 13 fra pochissimo, e questa sera alle 20:10 torneremo a parlare della caso tubercolosi a Motta di Livenza, quindi lo faremo con il dottor Sandro Cinquetti, direttore del servizio igiene e sanità pubblica dell'ULSS 2. Allora cercheremo di fare il punto della situazione per capire se ci sono aggiornamenti di oggi, ma anche un po' come si è evoluta la situazione fino ad oggi e che scenari ci potrebbero essere nei prossimi giorni, quindi da non perdere questa sera 20:10, poi alle 21:15 come sempre, essendo venerdì, torna a 40 la nostra trasmissione che al venerdì ripercorre i 40 anni di Antenna 3. E poi dicevamo domani sera, ma ne riparleremo, dalle 21:15 invece ci sarà il processo Avecia integrale, ma questo domani sera. Adesso vi lascio le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Ci attende un'ennesima giornata di bel tempo, all'orizzonte non si scorge ancora una perturbazione che possa portare un po' di pioggia. Nel dettaglio sul Veneto la giornata di venerdì 29 marzo sarà sempre all'insegna del sole, il cielo si presenterà sereno un po' ovunque o al massimo con qualche velatura sparsa. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, massime in lieve aumento comprese tra 15 e 18 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, il sole sarà prevalente con cielo al massimo poco nuvoloso ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 5 e 8 gradi, massime piuttosto gradevoli, oscillanti tra i 16 e i 18 gradi. Diamo ora uno sguardo al Trentino Alto Adige. Poche novità, situazione invariata rispetto ai giorni scorsi, con ampio soleggiamento e con cielo sgombro da nubi ovunque, come ci mostra la nostra grafica. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime sui 18 gradi. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.